Scomparso nel dicembre del 2016, di lui si erano perse le tracce. Fabrizio Pozzobon, per un periodo militante nelle fila della Lega Nord e imprenditore di Castelfranco Veneto, sarebbe stato rapito dai militanti perché ritenuto una spia. Una notizia emersa durante un'inchiesta di Milano su una famiglia egiziana accusata di terrorismo internazionale. Arrestato il padre, residente a Como, e ricercato il figlio, che si troverebbe in Medio Oriente per combattere. Proprio durante alcune intercettazioni sarebbe emersa questa novità: catturato dai miliziani, sarebbe tenuto prigioniero in un covo sulle montagne. Ma facciamo un passo indietro. Un anno fa Pozzobon lascia il Trevigiano per un lavoro in Turchia, così almeno dice, anche alla famiglia. Poi una foto che lui stesso invia a un amico lo ritrae con alle spalle un palazzo bombardato. Qualcosa non torna. Alcuni mesi dopo la DDA di Venezia e il ROS di Padova accertano un suo tentativo di arruolamento nell'ISIS per combattere in Siria. Poi il silenzio. L'imprenditore scompare nel nulla fino a questi giorni, quando emerge la novità. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, Pozzobon sarebbe entrato in Siria, catturato in un villaggio poco lontano dal confine e tenuto nascosto in un luogo montuoso. Il figlio dell'egiziano arrestato sarebbe stato l'interprete durante l'interrogatorio dei miliziani a Pozzobon. Sulla sua sorte ancora non si sa nulla.